L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, capitolo 16. Come fu abbandonata la nave. Sarà stata l'1:30, in gergo marinaresco 3 tocchi, quando le 2 lance lasciarono la Hispaniola per andare a terra. Il capitano, il cavaliere ed io stavamo nella saletta a discutere della situazione. E fosse stato almeno un filo di vento, avremmo sopraffatto i 6 mutinanti che erano rimasti a bordo con noi, per poi filare per occhio e via verso il mare aperto. Ma di vento non ce n'era. Poco dopo, a rendere ancora più difficile la situazione, arrivò Hunter con la notizia che Jim Hawkins si era infilato in una delle lance ed era sceso a terra con gli altri. L'idea di dubitare di Jim Hawkins non ci sfiorò nemmeno, piuttosto temevamo per la sua vita. Visto l'umore degli uomini, non c'erano molte probabilità di rivedere il ragazzo. Ci precipitammo in coperta. La pece ribolliva nei comenti. Il fetore lì era così nauseante da darmi volta stomaco. Se mai si è potuto odorare la malaria e la dissenteria, è stato in quell'ambovevole rada. I 6 furfanti se ne stavano seduti a mugugnare, sotto una vela nel castello di prua, sulla riva, vicino a dove sfociava il fiume. Potevamo vedere le lance romeggiare, ciascuna con un uomo dentro. Uno di essi fischiettava, Lillibullero. L'attesa era snervante. Fu deciso quindi che Hunter e io saremmo scesi a terra, con la scappavia, in cerca di informazioni. Le lance avevano poggiate verso destra, ma io e Hunter puntammo dritto nella direzione del fortino, indicata sulla carta. Nel vederci, i 2, che erano stati lanciati a guardia dalle imbarcazioni, sembravano entrare in agitazione. Le note di Lillibullero cessarono bruscamente. Potevo vedere i 2 discutere sul da farsi. Se fossero andati ad avvertire Silver, tutto forse sarebbe andato in modo diverso, ma penso che avessero ricevuto degli ordini, poiché alla fine se ne stettero tranquilli dove erano, e ripresero a cantare Lillibullero. La costa descriveva una leggera curva, e io feci in modo da porla tra noi e loro, così che, prima ancora che attaccassimo, le lance erano scomparse alla nostra vista. Saltai a terra e, senza rischiare una corsa, mi addentai il più speditamente possibile con un fazzolettone di seta sotto il cappello per tenermi fresco e un paio di pistole cariche per difendermi. Non avevo fatto più di 100 yard quando arrivai al fortino. Ecco com'era fatto. Su una collinetta quasi in cima zampillava una sorgente d'acqua limpida. Lì, intorno alla sorgente, era stato costruito con dei tronchi un solido capanno, con feritoie per i fucili su ciascun lato, che poteva, all'occorrenza, contenere fino a 40 persone. Intorno al capanno era stato disboscato un ampio tratto di terreno. Infine era stata innalzata una palizzata alta 6 piedi, senza porte o aperture, talmente robusta da richiedere troppo tempo e fatica per essere tirata giù e troppo esposta per offrire riparo agli assedianti. Quelli che si trovavano nel capanno avevano perciò tutti i vantaggi, potevano starsene tranquilli al riparo e infizzarli come pernici. Le uniche 2 accortezze da usare erano quella di stare in guardia e quella di procurarsi abbastanza cibo, perché, se non venivano presi completamente di sorpresa, avrebbero potuto tenere testa a un reggimento. La cosa che più mi colpì fu la sorgente. Infatti, anche se ce la cavavamo abbastanza bene, nella saletta di Hispaniola, dove avevamo armi e munizioni a sufficienza, vettovaglie e vini eccellenti, c'era una cosa che non avevamo considerato: non avevamo acqua. Ero immerso in queste congetture quando risuonò per tutta l'isola l'urlo di un uomo colpito a morte. Conosco bene la morte violenta. Ho servito sotto Sua Altezza Reale il duca di Cumberland e sono rimasto ferito a Fontenoy. In quell'istante, tuttavia, il mio polso si arrestò. Jim Hawkins è spacciato, fu il mio primo pensiero. Essere stato soldato significa qualcosa, ma ancor di più essere un medico. Nel nostro lavoro non c'è tempo per i tentennamenti. Un istante dopo la decisione era presa. Tornai di corsa verso la riva e saltai dentro la scappavia. Per fortuna Hunter era un buon vogatore. Voltammo sull'acqua e in un batter d'occhio l'imbarcazione aveva accostato e io ero a bordo della goletta. Com'era naturale, li trovai tutti prostrati. Il cavaliere se ne stava seduto, bianco come un lenzuolo, poveretto, pensando al guaio in cui ci aveva cacciato, e uno dei 6 marinai non stava molto meglio. Ecco, disse il capitano Smollett, con un cenno del capo,
un uomo poco avvezzato a queste cose. Vi dico, dottore, a momenti sveniva quando ho sentito quell'urlo. Un altro colpetto di barra e quello passa dalla nostra parte. Esposi il mio piano al capitano e, insieme, decidemmo i dettagli della sua realizzazione. Sistemammo il vecchio Redru, nel passaggio tra la saletta e gli alloggi dei marinai, al riparo dietro ad un materasso con 3 o 4 moschetti carichi. Hunter portò l'imbarcazione sotto il portello di poppa ed io e Joyce ci demmo da fare a caricarla di barattoloni di polvere da sparo, moschetti, sacche di gallette, vari lotti di carne di maiale salata, una botticella di cognac e la mia preziosa cassetta dei medicinali. Nel frattempo il cavaliere ed il capitano rimasero in coperta, dove quest'ultimo chiamò il timoniere, che era tra quelli rimasti a bordo ed era il più alto di grado. Signor Hans, disse, siamo in 2 qui, con un paio di pistole ciascuno. Se qualcuno di voi 6 lancia un qualsiasi tipo di segnale, è un uomo morto. Furono presi completamente dalla sopravvista e dopo aver confabulato, per un po', si precipitarono tutti insieme giù per il boccaporto di prua, ovviamente con l'intenzione di precipitarsi alle spalle. Ma quando videro Redruth, che li attendeva nel passaggio, tornarono subito indietro e una testa spuntò di nuovo in coperta. «Stai giù, cane!» gridò il capitano. La testa sparì e per il momento di quei 2 grandissimi vigliacchi non si sentì più nulla. Nel frattempo, gettando tutto alla rinfusa, avevamo caricato la scappavia quanto più possibile. Joyce ed io sgusciammo allora attraverso il portello di poppa e remando a tutta forza raggiungemmo nuovamente la riva. Questo secondo viaggio attirò alquanto l'attenzione delle sentinelle rimaste sulla riva. Lillibullero fu di nuovo interrotta e appena prima che il piccolo promontorio tornasse a nasconderli, vidi uno dei 2 sgattaiolare a riva e scomparire. Avevo una mezza idea di combattere il mio piano e distruggere le loro lance, ma temevo che Silver e gli altri si trovassero lì vicino e che il troppo osare potesse finire per farci perdere tutto. Ben presto toccammo a terra nello stesso punto di prima e cominciammo a portare i rifornimenti al capanno. Facemmo tutti e 3 il primo viaggio, carichi fino all'inverosimile, e gettammo le nostre vettovaglie oltre la palizzata. Lasciammo Joyce a sorvegliare. Era un uomo solo, questo sì, ma con una mezza dozzina di moschetti, mentre Hunter ed io tornammo alla scappavia a prendere un altro carico. E continuammo così, senza mai riprendere fiato, finché in tutto il carico non fu disposto secondo il piano. I 2 servitori allora presero posizione nel capanno ed io, vogliando con tutte le mie forze, tornai alla Hispagnola. L'esserci arrischiati a compiere un secondo viaggio non fu così pericoloso, come potrebbe sembrare. Loro certamente avevano il vantaggio del numero, ma noi avevamo il vantaggio delle armi. Non uno degli uomini a riva aveva un moschetto, e prima che potessero arrivare abbastanza vicino da usare le pistole, ci lusingavamo di essere in grado di sistemarne almeno una mezza dozzina. Il cavaliere, che nel frattempo si era completamente ripreso, mi stava aspettando alla finestra di poppa. Afferrata la barbetta della gomena, la fissò e in fretta e furia ci rimettemmo a caricare l'imbarcazione. Il carico era composto di carne di maiale, polvere da sparo e gallette, con solo un moschetto e un coltellaccio a testa per me, il capitano, il cavaliere e Redru. Il resto delle armi e delle polvere lo gettammo fuori bordo, in 2 braccia e mezzo d'acqua. Potevamo vedere sotto di noi l'acciaio lucente brillare al sole, sul limpido fondo sabbioso. La marea cominciava ormai ad abbassarsi e la nave stava girando sull'ancora. Dal punto in cui erano ormeggiate le 2 lance giungevano a tutite delle grida di richiamo. Questo ci tranquillizzò riguardo a Joyce e Hunter, che si trovavano molto più a est, ma ci fece capire che era giunto il momento di andarcene. Redru abbandonò il suo posto nel passaggio e si gettò nell'imbarcazione, che poi portammo sotto la volta di poppa per comodità del capitano Smollett. «Uomini», disse, «mi sentite?» Dal castelletto di prua non si udì risposta. «E a te, Ambran Gray?» «È a te che sto parlando». Ancora nessuna risposta. «Gray», riprese il signor Smollett, un po' più forte, «sto lasciando questa nave e ti ordino di seguire il tuo capitano. Lo so che in fondo sei un brav'uomo, e oserei dire che nessuno di voi è così cattivo come vuol far credere. Ho qui in mano il mio orgoglio,
Ti do 30 secondi per raggiungermi. Fece una pausa. Vieni, ragazzo mio, continuò il capitano, non ci pensare su troppo. Ad ogni secondo che passa rischio la vita mia e di questi bravi gentiluomini. Vi fu allora un improvviso trambusto, un rumore di colpi. Poi Abram Gray, con un taglio sulla guancia, saltò fuori e corse dal capitano come un cane al fischio. Sono con voi, signore, disse. Un secondo dopo lui e il capitano si erano gettati nella barca e così, remando di lena, ci allontanammo. Avevamo lasciato la nave, ma non ci trovavamo ancora a terra, nel nostro fortino.